Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Oggi facciamo l'unbox. Sì. Ricominciamo da zero. Salve a tutti, benvenuti. Mezzogiorno e 27 di questo 17 agosto 2022. Benvenuti, nuova live di Reni Retro per fare testing e teardown di altri due PC da quel mucchio che dovevano essere 50, poi mi sa che sono ancora di più di 50. Durante queste live andiamo a testare se funzionano dei vecchi PC degli anni 2000, fino al 2014, insomma giù di lì, insomma PC che hanno anche Windows XP installato sopra, quindi da Windows 95 fino a Windows XP, anche Windows Vista, anche quelli si può fare il teardown. Andiamo a vedere come sono composti, parliamo un po' dei componenti, e di questo trattano queste live a puntate che mi sono inventato, questo format. Allora, con i mezzi potenti andiamo a spostare la telecamera in modo da inquadrare questo PC. Allora, già ne abbiamo visti parecchi come questo pesa 1 tonnellata. Questo è sempre un Dell, è un GX Optiplex GX260, sta scritto qui nel cerchietto. Dobbiamo vedere, ovviamente qui c'è la licenza per Windows XP, io come al solito ho attaccato solo tastiera e mouse e monitor, e manca da attaccare l'alimentazione. Allora andiamo ad attaccare l'alimentazione e vediamo sul monitor se questo PC funziona. Allora, ha lampeggiato un attimo l'hard disk, ecco, la lucetta qui non lo potete vedere sicuramente, si è accesa, però non sento nessun rumore di ventole, però le ventole girano qui dietro, però a video non succede assolutamente nulla. Allora dobbiamo andare ad aprire queste macchine. Già vi ho fatto vedere come si aprono questi Dell si aprono come il cofano di una macchina. Quindi noi andiamo, qui ho le vecchie schede che stanno qui dall'ultima live, Qua ci stanno schede video AGP, PCI. Allora andiamo ad aprire. Allora, mamma mia quanto pesa. Allora, dentro c'è un hard disk, un masterizzatore e il lettore floppy drive. Ci sono due banchi di RAM. I condensatori sembrano stare tutti quanti a posto. Allora noi facciamo un semplice test. Andiamo a togliere e a rimettere la RAM, che spesso e volentieri causa questi fastidi. Allora, la scheda video è incorporata su scheda madre, quindi andiamo a rimettere. Ovviamente il processore, da come c'è scritto davanti, è un Pentium 4, ok? Quindi dovrebbe partire l'hard disk, dovrebbe partire tutto. Andiamo a riprovare. Oh, adesso è comparsa, come vedete, la scritta del... Allora, ovviamente le batterie tampone sono tutte quante scariche, infatti mi dice configurazione non valida, andare a controllare. Allora, qui mi pare che era F10, però non sento l'hard disk girare. GX260, c'è scritto qui Dell System Optiplex GX260 serie. Allora andiamo a vedere perché non sento l'hard disk girare. No, l'hard disk gira, a voglia se gira. Gira, solo che
Sì, dei disk drive F1 e F2 tu setup. Allora andiamo a vedere il setup. Allora, hard drive lo vede, CD-ROM lo vede, boot sequence, mettiamo l'hard disk come primario, ma sì. Poi andiamo a vedere se vogliamo fare il boot con qualche software aggiuntivo. Allora io direi che già così può andare bene e vediamo che sistema operativo c'è installato su questo Dell. Ok, F1 ok, tu continua. Si è sentito uno scoppiettio. Sì, puzza di bruciato. Si sono gonfiati tutti i condensatori qua adesso. Che sta caricando Windows 2000 Professional, però si è sentito. Infatti c'è puzza di bruciato, forte puzza di bruciato qui. Non vorrei che qualche condensatore sia esploso. Do un'occhiata meglio. Sì, qui è esploso qualche condensatore. Non mi azzardo a mettere le mani mentre sta caricando. Bello che funziona lo stesso. Mo ti voglio qua per sapere la password qual era. Sì. E quando se la ricordiamo qua? Administrator. No, ma com'è? No, è impossibile. Qui tocca craccare la password. Però prima di craccare la password andiamo a vedere. Addirittura stanno a scoppiare tutti i condensatori qua. Vedete i PC vecchi, se uno compra un PC usato rischia proprio questo. Stanno a scoppiare tutti i condensatori qua. Bello che funziona lo stesso il PC. Il disco è silenziosissimo, è uno spettacolo. Allora, vado a togliere la corrente. Invece no, i condensatori stanno bene, però la puzza di bruciato c'è. Può darsi che stanno dentro all'alimentatore allora i condensatori che danno problemi. Comunque questi qua vicino alla CPU sono tutti gonfi, sai che pure questo farà una brutta fine. Però ovviamente prima voglio proprio andare a craccare la password di Windows. Allora, per craccare la password di Windows, allora F2 F10 che caspito era? Allora, performing automatic configuration, mi serve l'IREN boot CD. Allora, non l'herd commander che non ce ne frega niente, mi sa che stava qui l'IREN boot CD. Ho masterizzato ultimamente un IREN boot CD, ecco il 15.2, va benissimo. Allora, vediamo se riesco. Qui già sta ripartendo il Windows. Ammazzo, funziona pure con i condensatori ridotti male. Allora, quello che mi serve è andare ad inserire l'IREN, così andiamo a craccare la password di amministratore. Continua a fare sti botti come se scoppiasse qualcosa, non lo so. Allora un attimino solo, clicchiamo qui, ok, perfetto. Allora andiamo a fare così, facciamo shutdown, qui facciamo un bel restart, ok, mi pare che era F12 per entrare nel BIOS.
Windows is shutting down. Ok. F12, F2 run setup utility. Ma sentite questi botti così, non lo so che sono. Ah, keyboard fail, tra l'altro mi dice, quindi vabbè, proviamo a metterla su USB. Il pulsare è bruciato, pure parecchio. Allora, boot sequence, mettiamoci il CD-ROM. Ok, save changes and exit, e poi non contenti andiamo pure di F12 che abilita il boot menu. Ok, io voglio partire dal CD-ROM. Continua. Niente, c'è qualcosa che non va. Ok, sta partendo da CD. Ok, questo è l'Iren boot CD. No, non sta partendo da CD manco per l'anticamera. Può darsi che sto lettore non legga più i CD. Bisognerà metterci un lettore esterno. Tra l'altro era mia volontà provare un Pioneer che sta lì. C'è un Pioneer slot in spettacolare lì da provare. Solo lettore CD. Vedete qui questo parte tranquillamente, però non avendo la password non si può andare avanti. Ciao Mauro, io c'ho sempre qui, vedete, ne abbiamo parlato ieri di Zap Rain. Allora riavviamo sta macchina, shutdown e restart, vediamo se adesso si degna di partire da CD, se no tocca mettere un altro lettore CD. Che bisogna fare con i PC vecchi? Era così, test su test, si perdeva un sacco di tempo. Intel Pentium 4 Inside, aspettiamo se riesce a partire da CD. Niente, sto CD-ROM è andato proprio, e quindi niente, ora aspettiamo che riparte Windows qua. Windows 2000 Professional, sviluppato con tecnologia Windows NT 4.0. allora andiamo avanti e facciamo uno shutdown completo. Allora, intanto che facciamo questo shutdown vi faccio vedere il lettore CD che voglio adoperare. Guardate che bello, questo è più unico che raro, unico nel suo genere, perché uno dei pochi slot in per PC. Vedete? Questo è un CD-ROM reader, tra l'altro pure DVD questo legge pure DVD.
Eide, sì, Eide, Eide, DVD, quindi questo è un DVD ROM, sì, è un DVD ROM, qua sotto ci sono altri codici, quindi in teoria legge pure i DVD. Allora, noi lo andiamo a inserire al posto di quello interno qua che ha problemi, tra l'altro leviamoci il CD da dentro, se no poi è un problema andarlo a prendere. Shutdown, ok. Allora, stiamo facendo lo spegnimento della macchina. Windows is shutting down. Aspettiamo che si spegne. Ok. Windows 2000 Professional. Ok. Allora, andiamo ad aprire questo. Se si levo tutto. Ma chissà perché questi poi non leggono più. E ce lo appoggio proprio laterale. Allora, ci devo far arrivare i cavi, ma non dovrebbe essere un problema. Ok, cavo 1 attaccato, e dove sta il cavo 2? Ah, ecco. Alimentazione, ok. Alimentazione, ok. Poi va provato anche questo Pioneer, Oh, con questo è partito subito. Allora, dove sta? Offline NT 2000 password changer. Boot Linux. Usiamo Linux per andare a craccare le password. Allora, l'hard disk è stato rilevato. Ok. WinNT System 32 config va benissimo. Allora, WinNT System 32 config 1 password reset, edit user data and password lo facciamo 1. Ok, l'amministratore locale administrator, mettiamoci clear, va, 1 clear, punto esclamativo quit. Q. Vogliamo scrivere nel registro? Certo. No. Facciamo CTRL ALT CANCE e vediamo se siamo riusciti a buggerare la password di Windows 2000. Hard disk drive C. F1 continua. Vediamo questo disco da qua dentro perché gira a una velocità indicibile. Non vorrei che si... me l'ha tutto graffiato. Ragazzi, è incredibile. Poi me lo rimasterizzerò. Non si vede, ma qui ci ha fatto... sì, si vede. Guarda che ha fatto tutto un solco qui. Non so se poi si leggerà ancora, boh. Ma ci ha fatto un solco proprio, si vede tranquillamente, vedete? Ci ha fatto un solco. E poi l'ha tutto rigato intorno. Lo devo smontare quel lettore DVD e cercare di capire perché. Allora, Windows is starting up. Ok, vediamo un po'. In teoria se metto administrator senza password siamo entrati nel sistema operativo tranquillamente
senza alcun problema. Ok, andiamo a vedere qui dentro cosa c'è. Come amministratori locali possiamo fare quello che ci pare. Qui sta installando qualche nuovo hardware che è stato rilevato, non lo so. Allora, l'hard disk è da 40 giga, ci sono 35 giga liberi. Vedete? 40 giga, 2 giga occupati, quindi praticamente niente. Windows 2000 aveva tutto quanto la roba dentro Document and Settings. Allora andiamo a vedere sul desktop, niente. Su documenti, cookies, ma non c'è proprio niente qua. Se io vado a selezionare tutto, a fare proprietà, ma 3 mega, 4 mega, 52 mega sono soltanto i file di sistema e basta, non c'è proprio niente. No, si sente pure il rumore del mouse. Allora, Windows NT. Ovviamente qui ci dovrebbe stare installato pure Office. Eh sì, che Office sarà? Vediamo un po'. Ovviamente per farlo partire va a installare delle cose, perché ma qua sarebbe da formattare tutto e provare a metterci Office 2000. Ma vabbè, questo sembra, ma perché fa sti botti così? Ho visto proprio delle scintille, no, stanno proprio delle scintille lì. Aspetta un attimo, mamma mia, scintille, scintille. Scintille, scintille a morire. No, 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 guarda le scintille là. No, 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 no. Shutdown, shutdown, ok. Se non te spegni tu, te spengo io. Ok. No, ci stanno proprio delle scintille. Proprio qua vicino. Aspettate un attimo che voglio controllare, perché allora questo lo possiamo tranquillamente togliere. Ok, ma le scintille così non le deve proprio fare. Aspettiamo che si scaricano i condensatori. Ok, c'è un LED proprio che, mamma mia, sì, se so mamma mia quanto scottano sti condensatori. No, pure questo mi sa che fa una brutta fine di PC, no, perché fa troppe scintille qui su questa scheda, e queste scintille vengono da questi condensatori che scottano una cifra. No, no. E poi c'è questa scheda che fa un sacco di scintille. Allora adesso, se riesco a smontarla, vi faccio vedere, ma non penso di riuscire granché. Allora, perché qui sarebbe da fare così e tirare su tutto l'ambaradam. Qua ci sarà un'altra levetta. Sì, voglio levare tutto il corpo. Allora, insomma, qui c'è un'altra, c'è questa, premere e mandare su per levare il blocco ventola. Ok, allora andiamo a togliere tutto il blocco ventola CPU. Tra l'altro sta CPU scalda che è una bellezza, ma proprio un'esagerazione.
Allora, questo come vedete è pulitissima sta ventola, sembra che non ha mai girato, guardate, non c'è un filo di polvere, sembra nuova, sembra veramente nuova. E non vorrei che per qualche problema questa non abbia davvero mai girato, perché è troppo pulita per un PC che ci abbia questi anni. E proprio non c'è, non so se vedete, non c'è proprio un filo di polvere, niente. Ciao Mirko, sto facendo la prova di questo PC in diretta, ma scotta che è una bellezza, e c'è una scheda qui, porca la miseria, che fa tutte scintille, il che non mi piace. E poi ci stanno questi condensatori. Allora, vorrei provare a fare una cosa che non so neanche se è tanto lecita da fare. Allora, fatemi pensare. Allora, voglio vedere, anche perché voglio capire come mai sta ventola secondo me non gira, e non è incriccata, assolutamente. Allora, lo andiamo a rimettere. Questo è il convogliatore, come vedete vi ho fatto vedere il lato, questa va verso fuori, verso il case che è bucherellato. Questo qui sotto c'è la CPU con il suo dissipatore, e questa ventola manda aria direttamente sul dissipatore con questo, vedete, si apre e si chiude, con questo convogliatore, ok? Quindi è molto molto comodo, è fatta molto bene. Tra l'altro non so se riuscirò a farvelo vedere, qui sopra, come vedete questo qui, questo è un sensore di temperatura che fa aumentare o diminuire i giri della ventola a seconda della temperatura del processore e del dissipatore. Allora, andiamo a vedere. Io adesso questa la ripasso così, la andiamo a provare a reinserire nel suo alloggio. Ok, ok, e questa la dobbiamo andare a riattaccare qui. Allora, voglio andare a vedere se questa ventola gira quando io accendo il PC. Allora, non mi pare per niente che gira. No. O è rotta la ventola. Vedete? Strano, sta ventola proprio non gira. Non girando la ventola qui succede tutto un macello. Niente. Sta ventola non gira. Allora io mi pare però che ce n'avevo un altro preso da altri PC. Vediamo un po' se troviamo un convogliatore. Eccolo, vedete? Ce n'è un altro uguale identico. Andiamo a vedere se è un problema della ventola oppure se è un problema. Allora, questo va tirato su così, qui va spinto. Allora, innanzitutto la leviamo. Ok, andiamo a togliere
questa ventola e ci mettiamo quest'altra che è praticamente identica. Ok, allora andiamo a posizionare, andiamo ad attaccare. Eccola. Questa va, no, va così. Ok, ok, andiamo a vedere se questa gira. Questa gira subito, a cominciare a girare, quindi rimettiamoci il convogliatore. Ok, questa gira e a questo punto voglio vedere se fa ancora scintille pure. Tra l'altro adesso non c'è neanche più il CD-ROM, sto vedendo perché le scintille le faceva lì giù dietro. Allora, hard drive e non c'è nient'altro. Allora, hard drive, allora sta partendo. System battery slow, ok, poi te la cambio a batteria, ce l'ho comprate, però deve valere la pena insomma. Allora, sta caricando il sistema operativo. Caricato anche molto più veloce di prima, Allora, a fare il boot ci mette veramente poco, Allora, qui c'era Preparing to Install, tra l'altro qui c'è il Norton Antivirus. Ok. Symantec Antivirus Corporate Edition ESEAL NT 850. Pensate quanti server con l'antivirus ci avevamo. Comunque, allora, che volevo fare? Programmi, c'era pure il SAP qua, vediamo un po' se ancora funziona. SAP Logon, è partito il SAP Logon. Startup, no. Allora, Multi Calendar Viewer, Visual Studio, niente. Allora, ok, e niente, questo è praticamente vuoto. Si può installare qualunque cosa. Stavo aspettando solo per vedere se faceva ancora quelle scintille, ma non mi pare. Devo controllare con la ventola come mai non gira. Tra l'altro non posso neanche fare nulla. Qui quanta RAM c'è? Andiamo a vedere quanta RAM c'è. 784 mega di RAM. Allora, una cosa che possiamo fare è vedere se no, però 784 vuol dire che ce n'è una da 512, io qui ce l'ho da 256, massimo che posso arrivare a 1 giga di RAM perché c'ha due banchi. Pentium 4 500, questa mi sa che rimane così, però con così poca RAM che ci metto Windows 98 sopra,
Mi sa che più che Windows 98 non ci si può mettere. Va bene, allora facciamo uno shutdown qua. Allora andiamo a vedere l'altro PC che ci avevo in mente di fare il testing. Aspettiamo che si spegne. Ci lascio questa che funziona perché a questo punto non lo distruggo. Mi devo dedicare però a quella ventola per vedere che cosa c'ha. Sicuramente qualcosa c'ha. Allora, si è spento? No, ancora no. Ora sì. Allora, vediamo quell'altro PC. Staccato tutto. Allora, questo lo appoggiamo qua, così come sta. Ah, e poi dobbiamo prendere questo. Ok. Questo lo vedo molto leggero, molto non so neanche che c'è dentro. Allora, proviamo ad attaccare. C'ha solo la tastiera di tipo PS2, mouse di tipo USB, poggiamo qua l'adattatore, monitor c'ha l'uscita sia DVI che VGA e poi ci proviamo ad attaccare la corrente, andiamo a vedere questo che fa. Accendere, si è acceso. Masterizzatore di VDLG. Qui qualcosa sta facendo, lampeggia però. Mi dà errore. Quando lampeggia così dà errore. Allora noi spegniamo tutto, lo accasciamo da un lato, qui vedo che c'è una sola vite che regge il case praticamente. Ok. Allora, la RAM c'è, l'hard disk, c'è un hard disk IDE staccato, c'è il masterizzatore è serialata, quindi è buono, il processore è un AMD. Allora, andiamo a vedere se è un problema di RAM quando lampeggia così. Tra l'altro questa RAM ce l'abbiamo pure, questa è una 512. E questa è una 512. No, questo è un giga, alza. Allora, tra l'altro c'ha un dual channel strano, con tutto che è un Asus questa, questa è dual channel per modo di dire. Allora, andiamo a riattaccare l'hard disk. L'hard disk è un Maxtor, staccato non so per quale motivo, ora lo riattacchiamo, vediamo che succede. Allora, questo PC è assemblato. I condensatori stanno tutti quanti bene. Allora, fa nulla video? Niente. Qui rimane accesa la lucetta del power. C'è del power niente. C'è grossa crisi con sto PC. Allora, l'alimentazione aggiuntiva c'è, l'alimentazione principale c'è. Allora, possiamo solo provare la RAM perché non c'è nient'altro attaccato questa scheda madre. Proviamo solo le RAM, ma niente, lampeggia come proprio se fossero le RAM rovinate. Niente. Lampeggia come se fossero rovinate le RAM, ma dubito che siano tutte e due rotte ste RAM.
Comunque ce l'ho volendo. Oh, ha fatto un bip, visto che erano le RAM? Allora, American Megatrends BIOS, lo vedete anche voi dalla piramidina. Allora, run setup F1. IDE Maxtor già l'ho visto, eppure questo è un 40 giga. Diciamo che vogliamo partire dal Maxtor. Ok. Vediamo se c'è un sistema operativo installato qui sopra. Express Gate, error code, vabbè. Windows XP, meglio di niente ragazzi. Oh. Parte Windows XP su sta macchina. Mamma mia, Windows XP, il classico sfondo di Windows XP. AMD Athlon XP, questo è dentro 64 bit, non è male, eh. Se ci riesco a mettere un po' di RAM, qua ci si può mettere un bel Linux 64 bit, altro che. USB Logitech Wheel Mouse. Sì, Wheel. Ah sì, ce l'ha la rotella qui sopra, la pallina è un'altra cosa. Wheel è la rotella. Forse che abbiamo quasi finito, eh? È l'1:10 quasi. Se mi riesce a installare sto mouse mi fa un piacere. Così vediamo pure le caratteristiche. Qui vedo già CCleaner, OpenOffice installati sopra. Ok, allora adesso così come sta, quanta RAM gli abbiamo messo? Io ho messo proprietà, così sta strozzato proprio, mi sa che c'ha 256. Service Pack 3, quindi è tutto aggiornato. 896 MB di RAM, che è da 1 giga quella, potrebbe pure essere, eh sì, potrebbe pure essere che è da 1 giga, però ne vede, perché ci starà dal BIOS configurato il buco, come vedete la scheda video qui secondo me è messa compatibile, perché non è possibile che fa sta giostra. C'è Avast antivirus installato sopra. Che ricordi ragazzi, vedendo questi sistemi operativi, VLC Media Player, Avast funziona qua, gira che te ne gira, Avast antivirus, il vostro sistema è protetto ad avere. Gestione periferiche, e infatti sta Nvidia, non c'è più. Chissà che scheda video c'è un board sulla scheda madre. Ah, Nvidia GeForce. Dove caspito? Non li trovi i driver della Nvidia GeForce 7050. Ah sì, no. Beh, va sul coso. Vediamo un po' se lo riesco a trovare dentro al sistema operativo sto file, ma Windows System 32 inf, c'era una directory che si chiamava inf, .sys addirittura, nv4.mini.
Allora facciamo un cerca. Dove stava qui il cerca? Allora andiamo indietro, facciamo così, trova nv4 asterisco punto asterisco, fai col tango, system 32 drivers, andiamo dentro system 32 drivers, ci frega niente, tanto nel caso formattiamo tutto. Oh, funzionano sti PC funzionano. Che vuole nv4 mini.sys, ok, nv4 disp.sys, programmi Nvidia Corporation, installer display, quindi devo andare a programmi Nvidia Corporation, installer 2 display driver, quindi programmi Nvidia Corporation, installer 2 display driver, vediamo un po' qua così, NVSC32, oh madonna mia quanto è complicato. NV asterisco punto asterisco, NVSC32, ci devono sta perché qua ci stanno. NV, eccolo, Windows Last Good System 32, Windows Last Good System 32. Sto a fare un'installazione senza internet e senza dischetto dei driver di una scheda video, ma dimmi te, chi me l'avesse mai detto che nel 2022, agosto 2022, mi mettevo a fare una cosa del genere, ma questo è giusto così perché questo sistema operativo ovviamente non ci può stare. NVCPL HLP, NVCPL, stanno qua, help, Windows help NVCPL, Windows help NVCPL, NVCode, ma ridaglie, ma quanti gliene servono? NV C Windows System 32, C Windows System 32, Windows
System 32. Vediamo come va in errore. Blue screen subito, di è. No, errore in C Windows System 32, voce mancante. Impossibile avviare la periferica. Ma scusa, C programmi Nvidia Corporation. Non posso rilanciare l'installer qua. No, qui è tutto rotto registro, vabbè. Facciamo una bella cosa, ragazzi. Io qui ho CCleaner, registri, scan for issue. Questo è così veloce, non ci resisteranno tutto. Tanto qua, fix selected, no, fix, close, scan for issue. Buongiorno Willy. Sì, non è partita qui a scheda video. Tools, registri, tools, uninstall, stanno pure i K-Lite qua dentro. Vedi che c'è sta Nvidia, tutto installato, tutto il pacchetto. Nvidia GeForce Experience, adattatore grafico Nvidia, ma secondo me qua non c'è sta più sta Nvidia. Perché la vede? Non è possibile che su scheda madre ci mettono una Nvidia. Gestione periferiche. Oh, Nvidia. Risoluzione dei problemi. Ho capito, ristalla i driver. Allora, driver, dettagli. Ripristina driver, sì. Stiamo parlando del 2008 qua. Ho fatto ripristina driver, vediamo un po' che succede. Però è forte che pure sti hard disk funzionano bene. Io ce n'ho avuto uno lì che era stato abbandonato, ho comprato nel 2010 da MediaWorld, era un MyBook esterno USB, niente, da 1 tera, andato completamente. Quando si è acceso ha fatto rumore come se ci fosse la sabbia dentro, niente, mi è morto così. Oh, pare che l'ha installato, Niente, si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione di Windows Nvidia Startup. E infatti non. Comunque, ci ha levato il punto esclamativo qua. Vediamo se mi dice di riavviare il PC. Per chiudere il computer è necessario chiudere tutte le finestre di dialogo. Microsoft MMC Management Console, però sta ancora lavorando. Riavviare il computer ora? Sì, vediamo che fa, sono curioso. Disconnessione in corso, Windows XP. Forse ce l'ho fatta, ragazzi, ci ho messo i vecchi driver. Certo è che qui tocca metterci un po' più di RAM, mo vediamo se ce l'ho. Sto PC che è a 64 bit, con tutto che è una AMD, un po' si scalda. Tra l'altro c'ha i condensatori nuovi, è una Asus M2 N68VM, 4 slot per le RAM, quindi diciamo che accia non è. Scheda video PCI Express, c'è sia controllerite che serialata,
serialata ce n'ha 4, ma voglio attaccare roba serialata, non è male, assolutamente no, non è male. Se gli metto un po' più di RAM con questo mi ci diverto. Vediamo che gli possiamo installare sopra. Commodore OS Vision, fissato con Commodore OS Vision. Tra l'altro Commodore OS Vision supportava alla grande le Nvidia di questo periodo, quindi sarebbe proprio una cosa spettacolare Commodore OS Vision qua sopra. Allora, sta ancora caricando Avast, si è verificato un errore, c'è niente da fare. Qui è corrotto proprio il sistema operativo, vediamo questo. Però qua Nvidia è partito, impostazioni Nvidia, andiamo a vedere gestione periferiche. Oh, scheda video Nvidia installata, vediamo un po'. Sì, va, ragazzi, va. Infatti è pure più veloce. Oh, diciamo che va, ora lasciamogli fare lo startup perché sta ancora caricando driver e cose del genere. Lo vedo dalla lucetta fissa qui dell'hard disk. Io consiglio sempre a tutti di aspettare quando fate l'avvio di un PC che il LED dell'hard disk smetta di essere fisso e comincia a lampeggiare una volta ogni tanto, in modo da consentire al sistema operativo di lavorare correttamente. Allora andiamo a vedere pure allora voglio vedere un attimo un'altra cosa. Proprietà, allora documenti MC, allora ci stanno 14 giga occupati, chissà da cosa. Allora andiamo a vedere documenti MC, immagini campione, quindi non c'è niente. Downloads, eccoli qua i driver Nvidia Package Launcher. Questo quanto è grosso sto file, pensa un po'. Vediamo un po'. Tra l'altro il sistema operativo è 32 bit, erano 160 mega, c'erano i driver dentro Downloads, che ne so io. Questo è OpenOffice già installato sopra, però voglio capire sti ben 14 giga di hard disk su 40 da che cosa sono occupati. Andiamo a fare su cerca, vediamo se c'è qualcosa. Allora cerca, io voglio vedere dimensioni, specifica le dimensioni, almeno 128 123 123 128 mega. Vediamo un po'. Ah no, così ho messo 12 giga, ma no. Allora cambia le impostazioni, indietro, specifica altre dimensioni, 128 mega circa, ecco, e me ne ha trovato solo uno, però sto ancora cercando. Sono i driver, niente, ha finito. Quindi da che caspita è occupato qua? Andiamo a vedere. Allora, Windows quanto occupa? Questa è la cartella Windows, Document and Settings, che di solito sta qui la roba. Occupa. Ma documenti qua non c'è niente. Desktop non c'è niente, ma scusa, ma 912 mega, Windows già sta a 5 giga, mazza, solo Windows, menu avvio, niente.
Document and settings, all users, desktop sono collegamenti, preferiti non c'è sta niente, documenti condivisi non c'è niente, né musica né niente, video niente. Questo sono 5, 1, 6, perché stanno dentro i programmi, 5, 1, 6, 5, 1, 6, vedete com'è veloce però, cioè si lavora tranquillamente. 5, 1, 6, 7, 8, sono 8 giga contro 8 giga, qua quanti me ne dice occupati? 14. Ma non si capiva mai dove stavano tutti questi file che occupano spazio dentro al suo sistema operativo. Ecco, il sistema operativo era tutto ballerino, era. Mamma mia, però ci ha tenuto compagnia per tanti anni Windows XP. Ok, allora lasciamo stare defrag qua, stoppiamo proprio tutto. Voglio vedere se ci riesco a mettere un po' più di RAM, perché almeno 2 giga di RAM bisogna metterci qua. Spegni, spegni. Ok, andiamo a cercare un po' di RAM per codesto PC. Se ci mettiamo un bel po' di RAM, codesto PC potrebbe andare bene. Allora, quindi questo abbiamo visto che è da 1 giga. Vediamo se supporta quelle da 2 giga, va. Qui c'è sempre ste Corsair. Una e 2, così arriviamo a 4 giga. 4 giga, questo potrebbe essere un bel PC. Ok, andiamo a vedere. No, mi lampeggia come un assassino. Allora, vediamo se lampeggia perché non supporta i 2 giga. Proviamo a mettercene solo uno da 2 giga. E infatti lampeggia. Niente. Può darsi che non supporta sta RAM da 2 giga. Vediamo che altro riusciamo a rimediare. Allora, questo non è. No, non ce l'ho, c'ho solo quello. Mazza come stanno messi bene, questi sono tutti uguali. Questo è una 8 giga. Questa è una 8 giga che sarà una DDR4. Queste sono tutte uguali e non vanno bene. E mi sa che rimango così, perché queste, se non gli piacciono queste, marca male. Allora, niente, non ce n'ho altre.
non ne sono uscite perché, ecco, così tra virgolette, vogliamo dire nuove, così nuove non ce n'ho. E vabbè, proviamo se gli va bene questo. Proviamo a vedere, va? Sì. Sì. Si è incartato tutto qua. Non si vedeva niente al video. La RAM sicuramente fallata. Infatti proviamo a rimettercela di qua. Magari lo slot che è fallato, dubito. La RAM è fallata, sta RAM qua è fallata. Bisognerebbe farlo con una gomma da cancellare, ma io non ce l'ho, tanto non è che io devo riparare questi PC che in teoria mia moglie mi deve far buttare, e io qua, questo però 64 bit, mi piacerebbe tenerlo. Secondo me, visto che c'ha i slot colorati, una sua slot giallo e una sua slot nero non gli piace. Faccio l'ultima prova, poi gli lascio solo una RAM e vediamo un po' poi quello che ci dobbiamo fare. Sì, è proprio salvata, niente, butta il secchio. Ecco, io direi che quasi si può lasciare così. Vediamo un po'. Eccoci qua, così funziona. Ok, F1 ora ansietà, F2 load default in continua, via. Un'altra cosa che posso fare è riattaccare. Ecco, aspettiamo che carica Windows. Gli riattacco il masterizzatore qua, che è attaccato solo alla corrente, non è attaccato i dati. Pure questo funziona, non lo so che caspita ci possiamo fare per questo. Pure questo non è che sia sta super macchina spettacolare, però 700 mega di RAM, che poi devo andare a disabilitare. Voglio provare a disabilitare a vedere se mi vede 1 giga di RAM. Dai che poi ho finito la live, su 13:35, sì. Allora facciamo una cosa, mentre sta caricando lo voglio spegnere. Mi ci diverto però con questi vecchi PC, guardate. Forse nel pomeriggio ce ne facciamo altri due, via, ce n'ho altri due pronti. Nel pomeriggio, se riesco a liberarmi, me ne facciamo altri due, va. E su, e spegnete. Non voglio rompere gli hard disk, perché se uno li spegne mentre sta scrivendo, se no gli levavo direttamente alla corrente. Spegni. Quindi adesso andiamo a attaccare il masterizzatore e contemporaneamente andiamo a disabilitare il buco di memoria che mi si mangia quasi 200 mega di RAM.
che viene condivisa con la scheda video, capito? Ti ho detto spegni. Mamma mia, che sistemi operativi. E qui fa control alt gancio doveva funzionare, no? Sì. Oh, si sta spegnendo, disconnessione in corso e mo si spegne. Chiusura di Windows in corso, Windows XP. Quanto mi diverto, ragazzi. Se non li devo ridare a nessuno, non ci devo fare niente, mi ci posso divertire, allora mi ci diverto. Se si rompe qualcosa me ne frega niente, butto tutto. Così è divertente questa cosa. Allora. Ho attaccato pure questo, dopo proviamo a fare pure qualche testing. Del setup. Mazza, 512 MB di RAM, allora no, è quello, usabile 5, no, che usabile. .384, perché 384 mi dice usabile? Ma chissà perché. .384 è troppo, veramente poco per Windows XP. Bisogna trovare le RAM per questo PC, se no è inutile. Questo PC così è proprio inutile. Però sta tentando a leggere il CD. Buon per lui, non legge niente. Ma questo me l'ha proprio sventrato, ma dopo voglio provare a leggere
con i lettori del PC professionale, ma me l'ha sventrato quel lettore, me l'ha sventrato sto dischetto. Meno male ci ho messo questo, e questo l'ho appena fatto. Sti cazzi, sti cavoli. Ciao Massimo, benvenuto. Ma sto PC con 384 di RAM, non ho trovato altra RAM da metterci dentro a sto PC. Ecco, questo che vuol dire, a letto. Mi ci sto divertendo così a perdere un po' di tempo io, ma oramai basta. Non so se tenerlo oppure no, ci devo pensare. Perché un buon PC è MD64, ci potrei fare delle cose, però devo trovare prima la RAM. Se no è inutile. Oh, Iren butta CD, l'ha letto. E allora aspettiamo che finisce di caricare il sistema. Iren butta CD. Oh, chi è? Mia moglie. Pronti? Sta arrivando? Io sto ancora un attimo in diretta, ma ho quasi finito. Quindi tra un po' chiudo. Sì? E vabbè, sta scendendo, dai. Vabbè. Va bene. Ok. Ti saluto. Va bene. Ti saluto. Ci sentiamo. Ciao ciao. Vabbè. Allora, io volevo testing, volevo fare... Beh, non c'è burning test, no. Vediamo questo che è. No, questo fa il test dell'hard disk, no. Burning test non c'è più. Specie mi dà solo le informazioni. CPU, RAM, stress test. Vediamo questo, video memory stress test. Start. Sì, ci mette 6 anni. Vabbè, questo non ci frega niente. Allora, vediamo testing. CPU, RAM, stress test. CPU, CPU 100%, tra l'altro vedete CPU ne vede due, indi per cui è un dual core questo processore. Non è male, resiste bene. Poi no, io direi che questo lo tengo e devo trovarci un po' di RAM. No, benissimo, guarda come legge lo stress test. Allora, chiudiamo tutto.
ecco, 0. Ok, facciamo un'ultima cosa che volevo fare. C, document and settings, mc, download. Ecco, voglio provare a installare questi driver corretti. Nvidia Corporation. Vabbè, su forza, non è male questo PC, su forza, su forza. L'unico problema è che c'è poca RAM. Non riesce a fare niente praticamente con sta poca RAM, non si può fare niente proprio. Vabbè, io direi che la diretta la possiamo pure chiudere qua, tanto. Allora, io direi che questa live la possiamo anche chiudere qua, sono un po' pure tutto sudato. 480 MB di RAM. Please enter ok, Nvidia Display Driver. Io come ci diverto, ma niente di più, perché così diciamo manca solo la RAM per far funzionare bene questo PC. Il resto, l'hard disk può andare bene, tutto il resto va bene, insomma. Il case va bene pure, è un high-tech. Quindi vabbè, vi farò sapere nelle prossime live, dai. Allora, in chiusura di live sono le 13:49. Io vi ringrazio di essere stati con me quest'ora e mezza a fare testing e teardown di PC. In questo caso abbiamo fatto parecchio testing, perché pure quell'altro non l'abbiamo smontato, visto che funzionava, anche se all'inizio ci faceva delle scintille strane nella zona alimentazione della CPU, e quindi quello mi riservo di continuare a fare dei test su quel PC. Questo c'ha poca RAM, perché abbiamo visto che c'è un banco di RAM rotto, che sarebbe questo banco di RAM proprio non funziona. VData, banco di RAM doppia facciata, ma non funziona. E vabbè, e niente, ci aggiorniamo. Voi iscrivetevi al canale se vi piacciono queste cose che faccio. C'ho ancora tanti PC da sistemare. Se vi piace quello che faccio, attivate la campanella, perché senza la campanella non potrete mai sapere quando io vado in live, dato che io vado in live all'improvviso. E mettete un like sotto al video se vi è piaciuto. Vi lascio con la sigla di chiusura e ci vediamo alla prossima live, che forse, se ci riesco, magari la faccio anche nel pomeriggio. Ok? Grazie mille di essere stati con me quest'ora e mezza, una live di 1 ora e 26 in questo momento. Sono le ore 13:50 di questo 17 agosto 2022. Un saluto a tutti, consultate il sito www.class74.it se vi occorre qualcosa da acquistare su Amazon. Grazie mille, farete crescere il gruppo, farete crescere il canale, insomma mi aiuterete in tutto quello che faccio. Grazie mille, a presto.